Oh, Ehi, Patrizio! Iro! Senti, qua ci aspettano all'orto botanico. Orto botanico. Orto botanico. Ci saranno tanti bonsai, vero? Ma che bonsai, qua c'è roba grossa, roba di tutto il mondo. L'orto botanico più antico del mondo. Vai, Vieni, dai, andiamo. andiamo. Iro, lo sai quello chi è? Ma chi è? Teofrasto, botanico aristotelico del IV secolo a.C. Cosa ha fatto? Vabbè, allora, Teofrasto è difficile, Dai. invece ti presento lui che è più semplice. Telmo Pievani, Grande professore piacere. qui all'Università di Padova, filosofo della scienza e capogiardiniere. Allora, professore, noi abbiamo studiato, io e Iro, siamo all'Orto Botanico di Padova, l'orto botanico più antico del mondo, 1445. 1545. Vedi che sono già bocciato. Ha invertito le cifre. Esatto, vabbè, Bocciato. bocciato, vabbè. 1545, protetto dall'UNESCO e tutto quanto, 3500 specie diverse. Ecco, noi siamo interessati al cibo dell'uomo, quindi le cose che storicamente mangiava e soprattutto cosa potrà mangiare nel futuro. Pensa alle motivazioni per cui l'UNESCO ha dato questo grande riconoscimento, l'unico orto botanico al mondo che ha questo riconoscimento, perché ha detto l'UNESCO questo è un posto in cui da quasi 5 secoli natura e cultura stanno insieme, cioè la biodiversità delle piante come ricchezza culturale. Quindi è proprio l'idea che i veneziani ebbero nel Cinquecento di raccogliere tutte le piante che trovavano in giro per il mondo, di studiarle e di coltivarle. Secondo te l'agricoltura attuale rispetta questa biodiversità o no? Decisamente no, perché è in gran parte un'agricoltura intensiva e quindi fa esattamente il contrario di quello che si fa in questo orto, cioè anziché moltiplicare le possibilità e la diversità, tende a uniformare, tende a rendere le popolazioni biologiche delle piante tutte uguali e questo è sempre un errore, nel senso che le rende deboli, perché la biodiversità è fondamentalmente una difesa dalle malattie, dagli attacchi, dai cambiamenti ambientali. Più c'è biodiversità, più sei forte, più un ambiente è forte, meno ce n'è, più sei vulnerabile. Capito, Iro? Siamo qui per vedere come si deve correggere l'agricoltura per arrivare alla transizione ecologica. Ma veramente non vedo ora di scoprire. Io ho voglia di imparare. Bene, professore, siamo a disposizione. Andiamo. Iro, secondo te questa che pianta è? Ma qui c'è tanta umidità, quindi secondo me è la castagna tropicale. Castagno tropicale. No, direi secondo me questo qui è un alloro lanceolato. No? Allora lanceolato. Sì. No, è No. il caffè. No, È il dai. È il caffè originario questo, è proprio la coffea arabica, Eh. quello da cui è partita tutta la storia del caffè, che è bellissima perché in realtà quando tu dici caffè da dove viene uno pensa alle piantagioni, nelle Americhe, il caffè, no, il caffè è africano, è una pianta africana come noi, è nata tra l'altro molto vicino a dove siamo nati noi esseri umani, quindi l'Africa subsahariana, Corno d'Africa, è stato osservato le prime volte in Sudan, Egitto e proprio il direttore scientifico che si chiama prefetto dell'orto qui a Padova fine 500, va in Egitto e gli parlano di questa tisana scura che ha degli effetti straordinari, afrodisiaca, ti dà grandi energie, e lui dice ma vediamo, prende la pianta, la porta qui in orto botanico e scopre il caffè. Ma dai, E proprio inizia- qui? Qui, esattamente, No, in questo punto. Capisce che è una pianta importante anche a uso commerciale e da quel momento in poi i veneziani poi lo diffondono e arriva nelle Americhe, in tutto il mondo e adesso è diventata ovviamente una pianta che ha cambiato la vita a tutti e fa capire come le piante hanno viaggiato e sono state capaci di adattarsi ad ambienti molto diversi. Anche qui c'è stata una selezione, una manipolazione, adesso si parla di arabica, si parla anche di caffè che viene anche dal Sud America. Si parte da un ceppo, ha un grande successo, si diversifica tanto, si sviluppano tante varietà diverse e questo va bene, nel senso che è il meccanismo evolutivo favorito dall'uomo. Poi qualche volta invece una prevale sulle altre e poi alla fine è un po' sempre la stessa miscela. Quindi qui all'orto botanico cerchiamo di capire quali sono ancora una volta le diversità genetiche ma anche delle caratteristiche proprio della pianta per conservarle, per mantenerle, come facevano i veneziani 400 anni fa. A proposito, una domanda Telmo, adesso c'è questo famoso cambiamento climatico.
E quindi le piante che non hanno le zampette e non possono spostarsi, ma in realtà si stanno spostando. Altro che. E quindi cosa cambia allora adesso anche nell'agricoltura col cambiamento climatico? Beh, le piante si stanno già adattando, questo è importante perché uno pensa al cambiamento climatico, vabbè, verrà tra un sacco. No, il cambiamento climatico è adesso e noi stiamo già osservando che le piante si stanno adattando, un po' con i loro adattamenti stando nel luogo in cui sono. E poi la cosa pazzesca è che proprio si stanno muovendo, per esempio si stanno alzando di altitudine nei loro adattamenti, si stanno spostando verso nord, quindi loro sono forse più avanti di noi perché noi facciamo una gran fatica ad adattarci ancora, loro invece hanno già messo in atto tutta una serie di strategie per adattarsi, perché le piante, proprio perché stanno ferme, in realtà sono molto plastiche, proprio perché non hanno questa possibilità di muoversi e scappare dal pericolo, hanno tutta una serie di meccanismi chimici di adattamento che le rende molto flessibili, sono bravissime ad adattarsi, quindi stanno facendo meglio loro di noi per il riscaldamento climatico, tra l'altro Capito. causato da noi, peraltro. Capito, Iro? Allora, dobbiamo imparare la transizione ecologica dalle piante. È incredibile, eh? La natura insegna tutto.